Buonasera a tutti e benvenuti qui su questo canale YouTube. Io mi chiamo Hildegarda e questa è una diretta per domande gratuite sulle Sibille. Vi ricordo che gli appuntamenti delle dirette con le Sibille sono 3 nell'arco della settimana. Questa sera, che è lunedì, abbiamo il primo appuntamento settimanale alle 21:30 qui su questo canale, dunque per quanti si dovessero collegare in differita e non conoscessero gli orari, appunto lunedì 21:30. La stessa dicasi per venerdì, sempre alle 21:30 qui su questo canale YouTube. Invece il mercoledì, dunque a metà settimana, sono in diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21, ovviamente in compagnia del Marietto Veneziano dal quale sono ospite. Bene, dunque gli appuntamenti sono 3, lo dico perché potrebbe capitare che nell'arco di questa diretta io non riuscissi non ri compro la vocale, è possibile che io non riesca a rispondere a tutti e dunque, se appunto non dovessi riuscire, potete tornare mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano e venerdì ancora qui su questo canale YouTube. Se non conoscete il Marietto Veneziano, vi invito a cercare il suo canale YouTube proprio mettendo Marietto Veneziano, perché il canale porta il suo nome. Sottoscrivete o iscrivetevi al suo canale e anche lì avrete la possibilità appunto di commentare durante la diretta. Sto cercando il percorso per arrivare a me, sto studiando come raggiungervi. Per ora ha un po' di ostacoli. Ah, eccola, ce l'ha fatta. Allora, bene, stavo dicendo appunto, dunque gli appuntamenti sono 3, se non riesco a rispondervi potrete ancora provare mercoledì e stesso dicasi appunto per venerdì, però non posso fare tutta la sera così, luce. Allora, bene, che dire ancora? Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, oltre che ovviamente sui nostri canali YouTube, nei quali troverete moltissime condivisioni di radiestesia, radionica, tarologia, ermetismo, astrologia antica, ma ovviamente queste discipline sono tra l'altro gestite anche nei nostri canali e nel gruppo Facebook, ce n'è uno in particolare che si chiama proprio Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, e c'è anche poi il gruppo I Casti Sacerdotali, che in ordine di tempo è leggermente più anzianotto. Se vi interessano gli argomenti, appunto, iscrivetevi. Bene, allora, ci trovate anche sul sito ilcapitano.altervista.org, vieni qua in braccio a mamma, ecco qui, dai, brava, così ci togliamo da lì davanti, perché era diventata ingestibile. Allora, aspetta, bravissima, non è che ti impicchi con le cuffie, ecco qua. Vediamo se ci fa fare la diretta, che è un po' morbosina. Adesso fa la pasta. Va bene, veniamo a noi invece. Ovviamente troverete sui canali ufficiali di Facebook, sui canali YouTube moltissime condivisioni gratuite. Stesso dicasi per il sito www.ilcapitano.altervista.org, nel quale da anni condividiamo circuiti radionici completamente gratuiti che sono stati raccolti in alcuni file PDF che potete appunto scaricare dal sito. Per quanti non conoscessero la radionica, sappiate che è una disciplina che proprio perché lavora con le energie sottili e con le emanazioni di onde di forma, è comunque considerata una disciplina spirituale, energetica. Dunque approfittate di conoscerne di più perché avrete l'occasione di scaricare veramente un materiale preziosissimo che per ora è accessibile a tutti. Ricordiamoci che finché regge internet molto materiale è raggiungibile e poi un domani non si sa, dunque approfittate di questa benedizione, di questo spazio di tempo dove siamo benedetti con la possibilità di raggiungere la conoscenza.
Certo, poi in mezzo alla conoscenza ci vuole un po' di discernimento e il setaccio, perché non sempre poi incappiamo nelle cose giuste, ma non importa, ciascuno col suo karma, ciascuno, visto che il simile attira il simile, con la propria vibrazione. Bene, io direi che comincio con i saluti. Questa sera, sono qui con noi Sonia, buonasera Viola, buonasera Noemi, buonasera Anna, buonasera Chiara, buonasera Pierluca, buonasera Raziel, buonasera, ancora Anna, buonasera Marisa, buonasera Tatiana, buonasera Valentina, buonasera Marietto, buonasera Ross. Ciao Ross, ho capito. Allora, benissimo, dunque diciamo che si comincia subito con le domande. Allora, con i nomi me la sono cavata, ho fatto anche un figurone, ho letto tutti i nomi, ma ho bisogno degli occhiali, mi sa, perché non metto molto a fuoco la domanda. Allora, facciamo così, intanto avvicino, eh. Quante volte ho già detto che ho bisogno degli occhiali? Non li ho messi mai. Devo anche ricordarmi dove li ho messi. Allora, scusami Luce, è meglio se prendo gli occhiali perché stasera sono la cieca di Sorrento. Scusatemi, per questo piccolo intramezzo, ma quando non mi servono li trovo, eccoli qua. E poi quando servono, speriamo vadano ancora bene, perché non è che li uso molto volentieri. Va bene. Mi sto mettendo a fuoco da sola. Oh, bene, vedo. Evviva! Allora Sonia 3 giugno '90, Valentino 1° giugno '80. Lo vedevo anche senza, va bene. Come evolverà la nostra frequentazione? Cominciamo per Sonia e Valentino. Mi raccomando, avete visto che Sonia ha messo nome, data, ovviamente sua, ma anche della persona per la quale ha posto la domanda e ha formulato ovviamente una domanda precisa in un settore preciso. Dunque questo è quello che vi richiedo sempre. Bene, comunque il taglio è molto positivo, annuncia novità, molte cose interessanti, occasioni e momenti sicuramente dal sapore, positivo. Vediamo un po' come evolve. Mh-mh. Allora, dunque abbiamo Ehm, abbiamo una situazione di partenza un po' particolare, perché sembrerebbe che, sia cominciata tutto in modo un po' confuso, o con tante voci di corridoio, con tante, pettegolezzi, gossip, no, probabilmente riguardo questo corteggiamento o un qualche tradimento. Probabilmente nasce come qualcosa di segreto o, in contemporanea con qualche altra relazione. In sostanza c'è sicuramente un qualcosa che, insomma, porta un clima un po' particolare e anche, la possibilità che comunque qualcuno, abbia approfittato dell'occasione per affondare qualche colpo, comunque, non sembra essere nato, nel migliore dei modi questo rapporto, o comunque alla presenza di oggettivi e reali pericoli che, venisse magari riportato, il flirt o cose del genere. Comunque la nemica potrebbe anche indicare la presenza di, una figura femminile che dà pensiero. Questo ovviamente fa parte comunque della linea del passato e, la situazione ad oggi potrebbe essere migliorata, e da quello che vediamo,
così come è riportato nella linea del presente, comunque c'è sicuramente un qualche inizio, un inizio anche, spensierato, leggero, ma anche foriero di una certa passione. Ma a volte, insomma, lascia un pochettino, così l'amaro in bocca. È possibile che a destare un po' di pensiero sia una distanza, o potrebbe non essere nella tua stessa città questa persona. Comunque nel prossimo periodo potrebbe, interferire qualcosa, qualcosa legato a qualche situazione che si trascina dal passato. Potrebbe essere che, Valentino abbia avuto una convivenza o un matrimonio prima di iniziare questo rapporto con te e di conseguenza ha delle situazioni da chiarire e da chiudere, perché si capisce che, qualche cosa appunto, che ha origine nel passato e che ha contribuito a costruire, e potrebbe anche essere qualcosa di poco piacevole, si metterà di mezzo. Dunque, c'è qualcosa, un pericolo nel vostro rapporto in futuro legato appunto da o un ex matrimonio basato sulla convenienza, oppure situazioni anche di natura economica che devono essere chiarite, comunque c'è qualcosa. E questo qualcosa purtroppo porterà a un allontanamento. Non vedo sviluppi troppo sereni. È un momento di grazia quello che state vivendo in questo momento e sicuramente fa pensare, e fa ben sperare per il futuro, però purtroppo ci sono delle situazioni che probabilmente lui non ha chiuso nel modo migliore o che comunque torneranno a bussare perché, vengono a fare i conti con il suo presente e forse con il suo futuro. Dunque c'è qualcosa che purtroppo devo dirti, il suo allontanamento, ti farà piangere. Come vedi anche purtroppo anche l'esito non è dei migliori. Mh. Vedi che lui sicuramente la passione c'è, sicuramente ci sono delle situazioni, però è lui tra l'altro l'uomo più grande, comunque la distanza di 10 anni permette, alle sibille di riferirsi a lui come il sacerdote, ma è anche una situazione dove lui ha dei conti in sospeso. Vedi che c'è qualcosa di bloccato e delle vecchie lotte che deve concludere, nelle quali lui è ancora invischiato, o forse deve proseguire il cammino della separazione e del divorzio. C'è qualcosa comunque, e potrebbe avere nascosto degli aspetti. Comunque andiamo avanti, rispondiamo alla prossima in ordine di arrivo secondo quelle che è la mia chat dal vivo. Intanto però vediamo se si è aggiunto qualcun altro. Sì, Antonietta, buonasera, buonasera Veronica, buonasera Barbara, buonasera Nicoletta. Grazie, mi fa piacere quando anche solo venite giusto per un saluto, così come anche Chiara, come Pierluca, come Anna. Allora, Viola, 5 luglio dell'80. Scommetto che volevi scrivere Alberto, perché cono senza occhiali manca una T e non penso che si chiami Albero, però va bene, 6 luglio '80. Ma dai, cioè praticamente a mezzanotte vi fate il passaggio del testimone, un augurio prima alle 23:59, alle 24 poi l'augurio a lui. Bellissimo, siete proprio con un giorno di scarto. Allora, è geloso che il mio ex mi contatta? Allora, vediamo se è geloso Alberto di Viola, perché Albero e Viola sarebbe veramente, già c'è il 5 e il 6, Albero e Viola sarebbe troppo. Allora, scherzi a parte ovviamente Viola, vediamo un pochino se è geloso. Mh. Ah beh,
di essere geloso sembra proprio che sia geloso, viene subito, paf, prima linea. Allora, come vedi hanno risposto subitissimo, anzi, probabilmente col tuo ex il rapporto è stato anche piuttosto duraturo, e lui teme proprio che in virtù di questo possiate tornare insieme. 80, qua 40 anni, dunque beh, magari è anche stato un matrimonio più che un ex, non so se hai avuto una convivenza, comunque si tratta di qualcosa di sostanzioso, un legame, dove probabilmente anche, questioni di interesse economico vi tenevano uniti. Comunque sì, lui è geloso, effettivamente lo è. Però però è geloso, ma decide di fidarsi, vedi? Ehm, certo, un po' lo impensierisce perché probabilmente riconosce nell'altro un certo fascino, un certo carisma e teme che possiate, magari sistemare le cose o che tu ti faccia un attimo intortare ancora una volta, perché la carta dell'artista, fidati, generalmente parla di qualcuno che comunque, sa ehm, come arrivare all'altro, sa come trasmettere, no, un messaggio o infondere un certo, come ho detto prima, fascino, carisma, dunque insomma, probabilmente lo teme questo aspetto di lui e che questo possa in qualche modo farti, cascare nella rete, mettiamola così. Però e magari a volte si fa anche qualche film, ma non penso che te li condivida del tutto, perché per chiederlo significa che non ne hai la piena certezza, però lo è, okay, dunque quello che senti è potenzialmente giusto. Però, guarda, per il resto devo dire che, questa persona ci tiene veramente tanto a te, ma tanto, tanto, tanto. Almeno quello che prosegue per come prosegue la narrazione, di questa stesa, direi proprio che, è una persona che assolutamente merita questo Alberto, ehm, tutti gli impegni, gli sforzi che fai. Comunque sì, certo la situazione, il rapporto è finito, però lui devo dire che ti tiene d'occhio più di quello che pensi. Se avete amici comuni, anche tramite amici comuni, mi fa un po' tenerezza Alberto. Andiamo avanti. Vediamo un po' chi c'è adesso. Noemi. Allora, Noemi vuole sapere se riuscirà a cambiare casa. Vediamo intanto se Viola, non sono riuscita a leggere il tuo ultimo messaggio, mi dispiace perché ci tengo, ma non ho fatto in tempo, l'hai cancellato troppo in fretta. Allora, Noemi, 6 dicembre 2001, vediamo se cambia casa. Ma ultimamente siete un po' pochini, cosa succede? 6 6 persone, andate a chiamare le nonne, cosa fate? Mi lasciate sola? Andate a bussate alle vicine di casa. Allora, vediamo Noemi. Allora, riuscirà Noemi a cambiare casa? Vediamo un pochino. Allora, una persona ti aiuterà, anche una persona di un certo tipo, nel senso una persona per bene, possibilmente che ha anche conoscenze in certi ambienti. Allora, ehm, questo cambio casa però non è dietro l'angolo, vedo che forse hai una passione o un'idea verso un luogo di mare, un luogo dove un luogo di villeggiatura, potrebbe essere comunque un posto, non proprio dietro casa, perché qui abbiamo leggerezza, costanza, dunque sono tutte situazioni che, fanno pensare a
al benessere. Dunque e poi la leggerezza a volte indica proprio luoghi lontani. Dunque, diciamo che è possibile che tu, guardi lontano anche per opportunità lavorative e che in passato tu abbia atteso forse una convocazione, la chiamata per un colloquio, comunque c'è di mezzo anche qualche situazione lavorativa o qualche esame, certo, in questo momento se hai, chiesto in giro, se ti sei appoggiata a qualcuno, vedi qua c'è la carta dell'artista, potrebbe anche indicare che, nonostante le buone intenzioni ci siano comunque dei ritardi, delle attese e forse tu desideri ormai in modo crescente, quasi tormentato, cambiare aria. Vedo che, avrai già una certa soddisfazione nell'immediato, perché sembra che visiterai o comunque sembra che presto vedrai una casa, ma proprio presto, perché è già qui, è nella linea del presente, che corrisponde un po' a quello che cercavi. Forse ti interessa neanche tanto una casa grande, perché la carta della stanza fa capire che, insomma, l'ambiente che ti occorre, è proprio quello che serve per te. Oddio, non è che, potrebbe ti dico, potrebbe anche mi fa pensare anche che tu abbia un po' magari la preoccupazione o il dispiacere di dover lasciare il tuo cane. Non lo so se è così, io la sparo là perché qua compare anche quello. A volte sono molto alla lettera le sibille, a volte invece vogliono indicare più stati d'animo o cose del genere. Comunque in ogni caso io ti vedo, vederne una subito che ti piacerà. Però l'esito sarà negativo di questa, mh? Dunque quella che vedrai subito non o se la accaparra qualcuno prima di te oppure non rientra nelle possibilità, ma non nelle possibilità economiche. C'è un qualcosa che non va per il verso giusto, come se, ehm, proprio una questione quasi di fortuna che non c'è in quell'occasione. E quando sembra che tutto sia perduto si aprono delle nuove occasioni, nuove possibilità. Per me comunque sì, anche se non vedo il trasloco, nell'immediato, vedo però che, arriva qualche notizia, rispetto proprio alle cose che quello che cercavi, dunque tolta la prima che vedrai proprio a breve, avrai notizia di una o almeno un'altra. Di questa avrai sostegno e aiuto da parte di alcune persone, probabilmente, sarà proprio tra la cerchia delle amicizie che verrà fuori, o di alcuni conoscenti, o tramite amici di amici, o comunque un contesto di persone, da cui ti arriverà appunto una proposta. Dunque mi lasciano intendere che comunque è un sì. Non tanto un trasferimento subito, un cambiamento di casa, ma che almeno la individui, che non è cosa da poco, da quanto sembra. Allora, andiamo avanti. Vediamo la prossima domanda. Io non so se è meglio o peggio con gli occhiali, veramente. Comunque. Allora, Raziel, Luca, 27 agosto '85. Allora, Luca, le domande devono essere mirate, non mi è venuto pure l'R moscia per dirtelo, deve essere precisa la domanda, non così: "Novità nel mio futuro amoroso". Io te la guardo, però è un po' troppo vaga. Vediamo, Luca, 27 agosto '85. Vediamo cosa c'è. Non so se sei con qualcuno, non so se sei single, non mi lasci capire molto. Comunque, qualche amicizia intima, vediamo un po', visite a casa di amici. Allora, diciamo che, c'è una situazione, nella linea del passato,
che è stata sicuramente una bella situazione, ma una situazione quelle brevi ma intense. Molto, molto intima, ma che ha lasciato parecchi strascichi. Comunque ne sei uscito direi piuttosto bene. Diciamo che, le sibille parlano di occasioni, per incontrare delle persone, sembrano far riferimento al presente, a, 2 figure in particolare. Una figura che potrebbe essere un po' più giovane di te e in un'altra circostanza più grande. Siamo su uno scarto d'età intorno ai 10 anni, come dicevo prima per la carta del sacerdote. Allora, non so in quale caso, ehm, ci sia comunque un legame già, cioè non so quale dei 2 arrivi già con un trascorso e non so se in realtà faccia riferimento a qualcuno con cui hai tu dei trascorsi, okay, perciò potrebbe esserci, ehm, una delle 2, relazioni che però si trascina da tempo. Probabilmente riguarda l'uomo più grande, la figura più grande. Per quanto riguarda comunque, il prossimo periodo, ehm, ti vedo come se, ci fosse un po' soprattutto un desiderio nei confronti, una grande passione nei confronti di una persona un po' sfuggente e lontana. Potrebbe essere forse legata a magari a qualcuno che hai conosciuto in vacanza, perché l ti ripeto che l'inizio, apre subito con una grande passione che però di quelle di tipo estivo, no, cioè di quelle che si consumano piuttosto rapidamente. Ehm, Dunque non so se sei ancora là che ogni tanto ripensi indietro, ma potrebbe anche indicare che invece in futuro, il tuo pensiero andrà verso un'altra persona e probabilmente anche questa sarà, lontana o comunque, una passione piuttosto viva. Ed è anche possibile che, tu qua c'è la carta del nemico, in realtà non si capisce se sarai tu o se riceverai delle attenzioni un po' morbose o la possibilità che magari qualcuno ti stalkerizzi o che tu stalkerizzi, ma ovviamente io lo uso in un termine molto, alleggerito, ecco, non è che voglio dire che veramente ti pedinano fino sotto casa, dico però che magari qualcuno non si perderà nessuno dei tuoi aggiornamenti Facebook, Instagram, del profilo WhatsApp e quant'altro, che sono i modi di stalkerizzare moderni. Però quello che vedo è che comunque, inizia poi tutta una serie di scambi, cioè saranno scambi molto interessanti, molto belli, per i quali proverai grandi soddisfazioni, oppure potrebbe anche indicare che, ti iscrivi in una chat, sai quelle dove si incontrano delle persone. Dunque non escludiamo nessuna possibilità. La cosa che un pochettino mi lascia così è la carta della nemica, perché in questo ultimo frangente si insidiano dei pericoli e dunque dovrai fare attenzione, va bene? O perché magari c'è il rischio che, probabilmente avvenga un qualche incontro che poi si rivelerà poco piacevole, oppure perché, potrà essere oggetto di calunnie o di ficcanaso, okay, in ogni caso, la carta della nemica segnala qualche pericolo, oppure addirittura che una di quelle persone in realtà ha accanto una persona a sua volta, cioè già potrebbe essere anche già impegnato e questa persona però con la quale è impegnato o impegnata, potrebbe essere un po' particolare, Comunque,
quello che sembrano indicare, le sibille, è che comunque io non ti vedo fare la calzetta, non ti vedo in solitudine, non ti vedo nemmeno, solo o triste. Quello che vedo è che potrebbe nascere comunque un flirt, cioè la carta del mercante normalmente può indicare o una persona che, fa il commerciante, il piccolo imprenditore, oppure, il rappresentante, cioè queste figure che hanno a che fare con lo stringere accordi, trattative, piccoli commerci, dunque potrebbe essere una persona così o può semplicemente indicare che nel contesto lavorativo, nascerà cioè riceverai probabilmente il corteggiamento, un corteggiamento però, molto appassionato, ma anche molto capriccioso da parte di una persona piena di sé. Okay, allora caro Luca, sei circondato da molte persone, non vedo difficoltà, le novità, ci sono appena apri la porta a quanto pare, dunque bene, vedo che qualcuno ha chiamato la zia, che siamo arrivati a 13, grazie, va bene. Andate a chiamare anche il nonno, va, che magari non sente bene, grazie, venite, Allora, Anna, per favore vorrei sapere come si evolverà la mia situazione lavorativa se mantengo il lavoro. Okay, Anna Maria, 5 gennaio del '64, benissimo. Allora, intanto vediamo se si è aggiunto ancora qualcuno, così che saluto. Ah, no, non sapevo. Grazie per avermi aggiornato di questo crash. Sì, effettivamente, YouTube sta in piedi, ma qua e là ho avuto problemi ad accedere anche ad altre cose, tipo Telegram o vabbè, noi ci siamo qua. Va bene. Allora, buonasera Iari, buonasera Cristina. Ehm, anche saluta anche il Marietto, Luca, buonasera Luca, bene, bene. Allora, dunque siamo alla domanda di Anna, Anna Maria e il lavoro. Okay. Allora, vediamo se mantiene il lavoro, 5 gennaio '64. Mh. Allora il taglio poi dopo vediamo come evolve tutta la situazione, perché ovviamente come per tutti, fino adesso, anche a te dedico una stesa completa e il senso di queste dirette è, di farvi vedere un po' quello che, potreste avere in privato, che ovviamente in privato si approfondisce molto di più, si guardano anche altri aspetti con altre discipline, dunque alla fine c'è sempre un quadro molto completo della situazione, sotto veramente molti punti di vista e poi 45 minuti di tempo, insomma, tempo per vedere cose c'è. Dunque, ovviamente tutto questo per dirvi 347 8702 622 chiamatemi, 20 €, 45 minuti, ma ora torniamo ad Anna. Allora, Costanza dottore sembra proprio dire che, insomma, alla lunga la situazione si sistema. Certo, quando compare la Costanza si intuisce anche che, per un lungo periodo, le cose non stanno andando, non sono andate o non vanno proprio nel migliore dei modi, ma che chi la dura la vince, anche nel tuo caso la cosa ti dovrebbe premiare. Vediamo un pochettino, poi il dottore parla di aiuti, di sistemare le cose, insomma, il taglio promette qualche cosa. Vediamo un pochettino. Ah. Beh, allora sicuramente un po' di lotta c'è, non è che è proprio tutto in discesa, anche perché, in un contesto dove le cose i controlli stringono, ma anche,
l'intolleranza cresce, stiamo di nuovo di fronte a tempi molto particolari, no, che hanno quasi il sapore di un déjà vu, togliamoci il quasi, a 100 anni di distanza riviviamo cose che fanno quasi accapponare la pelle per come somigliano a vecchie cose. Comunque fa parte dei cicli, astrologici planetari, dunque pazienza, ce ne faremo una ragione, ne usciremo, però è chiaro che, queste situazioni poi si riversano dal grande al piccolo e di conseguenza portano confusione anche per quanto riguarda le situazioni poi personali e individuali. In ogni caso, Anna, cosa c'è qui? Dunque, a parte il fatto che potrei anche azzardare, di interpretare la prima linea con un flirt che probabilmente o un corteggiamento che hai ricevuto o qualche relazione che magari è andata avanti un pochino sul posto di lavoro, oppure perché compare il gran signore, compare questo son proprio carte che in situazioni sentimentali parlano proprio di relazioni, no, non sembra una cosa extraconiugale, non sembra una cosa sembra solo una cosa dove c'è questo clima un po' così. Oppure potrebbe anche indicare delle opportunità, doppie mansioni, comunque una situazione molto positiva nel passato dove hai anche potuto realizzare degli obiettivi e dei risultati e ovviamente questo, ha trovato anche, come dire, il sostegno, il supporto, l'apprezzamento di un datore di lavoro, perché se parliamo di lavoro, questo potrebbe indicare appunto qualcuno, di grado maggiore a noi che comunque ci stima. Allora, così casomai se stesse prendendo appunti, sto solo con in vena di scherzare. Allora, andiamo un po' avanti. Diciamo che oggi la situazione è un pochino più complessa perché una qualche forma di rivalità o una forte competizione o delle incomprensioni, che, originano da divergenze caratteriali o, comportamenti inappropriati, che attenzione, non è che perché prima ho detto i flirt significa che va inteso male, comportamenti inappropriati che magari in alcune situazioni non si è mantenuto un basso profilo o qualcuno, si è comportato in modo sgarbato. Diciamo che, non conoscendo la situazione io ti do le varie interpretazioni e tu riconoscerai eventualmente cosa cercano di dirti le sibille. Comunque questo genere di situazioni ti ha un po' tolto la serenità e probabilmente ti aspetti l'arrivo di una brutta notizia da un momento all'altro. Questo clima chiaramente non è un clima di serenità, però quello che ti posso dire è che nonostante le preoccupazioni e, le molte preoccupazioni, perché questo amplifica, tra l'altro, nel prossimo periodo sembrerebbe però che invece la cosa continui. Dunque, qui c'è più l'idea di che arrivi da un momento all'altro una brutta notizia, ma nel prossimo periodo invece, non c'è questa conferma, c'è piuttosto, una situazione che continua a essere lì, ma un po' sotto sorveglianza. Abbiamo la carta del nemico, dunque dovrai fare molta attenzione ai prossimi tuoi passi, a quello che farai, perché è probabile che, in virtù di una scelta o di ulteriori controlli, ehm, sarai un po' soggetta appunto a verifiche. Quando io ho detto tempi particolari è perché io per esempio non ho idea di quale sia la tua posizione nei confronti della carta verde, okay, perché magari nel prossimo periodo, si trova il modo di conservare il posto, ma con il fiato sul collo di qualcuno, Però tutto sommato ti dico che lottando
entrerà, cioè lotterai per mantenere la tua situazione, ma che ci saranno dei momenti di trambusto comunque, eh. Allora, l'esito però, non è certo, la nemica è sempre un pericolo, okay, dunque corre realmente qualche pericolo, però, in realtà, la tua posizione non è, messa in discussione, non realmente, però effettivamente c'è, una e nemmeno vedo ritardi, nemmeno vedo sospensioni, non vedo blocchi. Vedo la preoccupazione di qualche magari, provvedimento che tu temi, in realtà la cosa non avverrà, ma ci saranno dei controlli e poi probabilmente dovrai comunque imporre e, rispondere a delle contestazioni o comunque c'è qualche cosa, che effettivamente può portare delle discussioni e un po' di confusione, ma in nessun caso vedo, una qualche interruzione, okay, perché c'è un pericolo però che corrisponde a qualcuno che magari potrebbe anche riportare a qualche tuo superiore delle cose, oppure che proprio qualche superiore, non sia sempre, benevolo, però fermo restando che giovane fanciulla a casa in fondo c'è una forma di, come dire, tutela e sicurezza nelle afflizioni. Però ecco non vedo degenerare gravemente la cosa, va bene? Allora, e questo era per Anna. Intanto saluto anche Rita che si è aggiunta anche lei. Andiamo alla prossima domanda. Vabbè, rispondiamo ancora a Marisa. Vi ricordo, soprattutto voi che vi siete aggiunti alla fine, che sicuramente non riuscirò a rispondervi questa sera, ma mercoledì alle 21 vi rispondo nuovamente, dunque sono di nuovo disponibile per queste dirette con la risposta gratuita, però mi dovete cercare sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque, mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano rispondo a Marisa. Buonasera, Alessandro, 24 dicembre 96, è più favorevole per lui trasferirsi per lavoro a Copenaghen o rimanere in Italia per la stessa azienda? Ok, allora vediamo se c'è il trasferimento di Alessandro a Copenaghen oppure se, ecco, faccio anche chiedere direttamente cosa succede se si trasferisce a Copenaghen. E se si trasferisce a Copenaghen vogliamo la foto vicino alla sirenetta. Allora vediamo Alessandro, 24 dicembre 96. Allora, intanto aria di notizie, notizie in arrivo. Vediamo com'è il trasferimento a Copenaghen, come sarebbe? Vabbè. Mh. Deve essere ma è tuo figlio, è tanto legato a te. Ma soffrirebbe tanti guarda qua, questo è l'esito. Guarda qui. Cioè non so se la prenderesti male tu o la prenderebbe male lui, ma c'è proprio diciamo che forse lui, beh, se ti dovessi dire la risposta delle sibille da queste 4, ti direi che forse non è massimo Copenaghen, okay, per lui. Cioè si commentano da sole, no, cosa ne dite? Però, è chiaro che in termini di proposta sicuramente un'ottima occasione, probabilmente anche un modo per crescere un pochettino all'interno dell'azienda o nella sua professione in ogni caso. Però lo vedo che già fa un sacco fatica a prendere questa decisione, ci sono dei tormenti, che lo riguardano.
andrebbe per una questione di, forse le promesse che gli hanno fatto, no, rispetto al suo compito a Copenaghen, al ruolo che avrebbe, forse anche per un vantaggio economico che gli hanno prospettato, però diciamo che non è che la sta prendendo tanto bene. Se in realtà lui la sta prendendo bene, devo dirti che allora si presenta una qualche sorpresa spiacevole, perché c'è un qualcosa, a parte che potrebbe anche indicare che se lui ha una fidanzata, questa fidanzata l'ha presa no male, malissimo, dunque, diciamo che la linea del presente lascia aperte molte perplessità. In futuro sembra che comunque lui trovi un aggiustamento, una quadratura del cerchio, ma che probabilmente, questo gli comporta qualche rinuncia, qualche blocco. Il viaggio potrebbe anche esserci alla fine cioè alla fine nell'arco dei prossimi mesi, dunque potrebbe anche avvenire questo trasferimento, però fondamentalmente l'esito allora guarda, se non sei tu, che comunque sei una mamma giovane, no, potrebbe anche indicare la sua fidanzata, allora sappi che probabilmente per lui la scelta potrebbe indicare, la fine, del suo rapporto sentimentale, oppure c'è proprio un qualcosa, che non sarà estremamente positivo nel trasferimento, c'è qualcosa che lui va a chiudere suo malgrado o che qualcuno prende una scelta per lui. Comunque, boh, queste probabilmente gli conviene restare, non lo so, oddio. Detto la verità, io potessi fare le valigie, prenderei tutti, marietto, ragazzi, gatti, cane e via. Va bene, benissimo. Allora io vi ringrazio per essere stati con me in mia compagnia. Vi ricordo 21 canale YouTube del Marietto Veneziano mercoledì, e ancora venerdì 21:30 qui dove ci siamo incontrati questa sera, dove siete stati in mia compagnia questa sera, venerdì. Ehm, per quelli che volessero un consulto privato 20 € 45 minuti, potete scrivermi al 347 8702 622 e vi ricordo comunque la possibilità di scaricare moltissimo materiale gratuito sul sito ilcapitano.altervista.org e poi per gli amanti dell'esoterismo, per gli amanti dell'astrologia antica e di tutte queste discipline che trattiamo sia il Marietto Veneziano che la sottoscritta, che sui nostri canali YouTube abbiamo condiviso veramente moltissimo materiale e che se ne metteste in pratica fosse anche solo la metà, la vostra vita si trasformerebbe. E non lo dico tanto per dirlo, ma perché so di cosa parlo e so che per chi si rimbocca le maniche i cambiamenti e soddisfazioni darebbero veramente molte possibilità e molta più bellezza nella nostra vita. Bene, detto questo vi saluto, ci ritroviamo mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Buonanotte e grazie.